Monetti manovra nel pomeriggio all'approdo del Ponte delle Guglie, una ragazza ferita dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione. Manutenzione ordinaria e straordinaria, cantieri a rischio per effetto dei rincari delle materie prime, l'allarme di Veneto Strade che gestisce una rete viaria di 1100 km. Sempre più poveri e precari, è impietosa la fotografia scattata da CGIL e Cisle Will in vista delle celebrazioni per il 1° maggio. Il caro bollette materie prime porta diverse aziende a chiedere la cassa integrazione. Ad un anno esatto dalla tragedia, i genitori di Mattia Battistetti, morto sul lavoro a Montebelluna, chiedono ancora giustizia. Non sono morti bianche, dicono, ma drammi evitabili. La morte del 15enne nel Brenta, l'autopsia conferma, è morto annegato, ma restano molti dubbi sui messaggi. La famiglia è convinta che il 15enne non fosse solo quando li ha inviati. Sabato 7 maggio l'arrivo a Venezia del Capo dello Stato, ospite d'onore del giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare di Sant'Elena, cerimonia dalle 9 alle 13 e la macchina organizzativa è già in moto. Furgone travolge un'auto durante un sorpasso ad un incrocio a Borso del Grappa, il sindaco posta il video shock dello schianto come monito agli automobilisti. Domenica a Treviso il ritorno della tradizionale corsa dei camerieri e per la prima volta in gara anche lo storico ristoratore Giacomino Benvenu che a 80 anni torna a correre con il vassoio per dare l'esempio ai giovani. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la cronaca con quanto accaduto nel pomeriggio a Venezia con lo scontro tra due vaporetti a CTV. È rimasta ferita una turista, subito soccorsa e trasportata all'ospedale in idroambulanza. Lo scontro è stato tra un vaporetto della linea 3 con la circolare 4.2 che proveniva nel senso opposto. Scontro tra due vaporetti a CTV questo pomeriggio verso le 16 all'altezza dell'approdo del Ponte delle Guglie a Venezia. Ferita pare in modo lieve una ragazza, una turista, a bordo di uno dei due mezzi è rimasta colpita dalle schegge di un finestrino che si è infranto nella collisione, mandando le schegge appunto all'interno della cabina passeggeri. L'incidente tra il diretto da Murano a Piazzale Roma e un altro battello della circolare 4.2 che proveniva dal senso opposto e che ha centrato in pieno il primo con la prua che ha sfondato i finestrini della cabina di poppa. La ragazza è rimasta ferita, subito soccorsa, è stata portata in idroambulanza all'ospedale civile di Venezia. Secondo fonti della Polizia Municipale di CTV, le sue condizioni non destano preoccupazione, avrebbe riportato qualche ferita da taglio. Spaventati ma fortunatamente incolumi, riferisce l'azienda di trasporti, le altre persone che si trovavano a bordo insieme a diversi bambini. E adesso l'allarme di Veneto Strade che parla di cantieri a rischio in Veneto a causa dei rincari delle materie prime, molte di queste prodotte in Ucraina. La guerra in Ucraina sta mettendo a rischio anche i cantieri e le opere di manutenzione in atto nel Veneto e in capo alla regione, e non soltanto per quanto attiene gli interventi di tipo straordinario, ma principalmente anche per quelli di natura ordinaria. Grossissime difficoltà e vedremo in futuro perché se c'è un aumento dei prezzi come quello che c'è stato fine 2021, inizi 2022, diventa sempre più difficile fare opere. Così Veneto Strade, che per la regione gestisce 1100 km di reti stradali dei 1800 complessivi, sempre di competenza regionale, di cui 700 nella provincia di Belluno. Quello dei prezzi sta diventando un problema giornaliero, prosegue l'ingegnere Vernizzi, dirigente di Veneto Strade. Perché ci sono stati aumenti, vi do un'idea, per esempio il bitume, quindi serve per gli asfalti, dai 700 euro tonnellata di inizio anno è andato a 780 euro tonnellata, quindi sono 80 euro in 3-4 mesi, insomma, quindi sono aumenti consistenti. Vi dico un'altra cosa, gli interventi che abbiamo nel Bellunese sulla 251 per mettere le reti di protezione dei massi, in questo momento abbiamo difficoltà a farli perché la maggior parte delle reti sono prodotte in Ucraina. Non lo sapevo prima, però sono prodotti in Ucraina, quindi ci sono delle grossissime difficoltà. Reti in acciaio e ferro, quest'ultime, per le quali ora si sta cercando un produttore italiano. Però bisogna trovare una soluzione, insomma. Dobbiamo aspettarci un progressivo forse aumento anche dei costi del pedaggio più avanti. Mi sta facendo una domanda da non so quanti miliardi di punti,
Non lo so, non so rispondere a questa domanda perché dipenderà. Certo che se continuano a aumentare i prezzi alla fine aumenteranno anche i pedaggi, questo è evidente, insomma. Sempre più poveri e precari, è impietosa la fotografia scattata da CGIL, CISL e UIL alla vigilia delle celebrazioni per il 1° maggio che a Treviso tornano in piazza. Caro bolletta e materie prime portano molte aziende a chiedere la cassa integrazione. Ci sono disponibilità di posti di lavoro, ma i posti di lavoro a disposizione sono posti di lavoro che non hanno stabilità. La maggior parte sono posti di lavoro precari. Il lavoro c'è ma è sempre più precario. Questa è la fotografia scattata da CGIL, CISL e UIL in occasione del 1° maggio. Nella Marca le nuove assunzioni nel 2021 sono state 124.000 con un saldo rispetto all'anno del lockdown più duro di oltre 9.000. Di queste solo il 22% è un contratto a tempo indeterminato ed è boom di lavoro somministrato. Tendenza che nelle stesse ore viene confermata anche dall'ente bilaterale del commercio, dove si evidenzia però come tra gli under 30 stia cambiando l'approccio al concetto tradizionale di lavoro. In ogni caso, denunciano i sindacati, ci sono ancora troppi net, solo nella Marca 19.000. Resta la piaga di chi non si avvicina né al lavoro e neanche alla scuola, proprio magari anche scoraggiato da una situazione che non favorisce una prospettiva. Al precariato, evidenziano i sindacati, si aggiunge anche il caro bolletta e più in generale il caro vita. Serve quindi intervenire sugli stipendi. C'è bisogno di risposte efficaci, rapide da parte del governo, ma soprattutto da parte delle nostre controparti datoriali. Dobbiamo sederci a un tavolo e stabilire le condizioni per il recupero salariale del potere d'acquisto dei salari. Se non facciamo questo rischiamo un declino sociale, soprattutto anche il rischio di far perdere quella coesione sociale che è stato il punto di forza che ci ha fatto superare la pandemia. Rialzi dei prezzi che innescano un pericoloso effetto domino, avverte la UIL. Succede che mancano le materie prime, succede che mancano i semilavorati, il costo dell'energia sta incidendo sulle produzioni, le aziende in questo caso stanno cercando di fare delle scelte e quindi stanno utilizzando sempre di più la cassa integrazione per riuscire a contenere i costi. Anche nella Marca purtroppo lo stiamo registrando tramite i nostri delegati all'interno delle aziende e questo è un fenomeno che ci sta molto preoccupando. Restano poi i temi della sicurezza sul luogo del lavoro, ancora troppi gli incidenti, tutte questioni che tornano in piazza dopo 2 anni di pandemia. A Treviso l'appuntamento è per le 10 di domenica in centro con concerto finale di Radiofiera e un messaggio chiaro guardando al conflitto in Ucraina. Abbiamo bisogno di ristabilire le condizioni di pace perché il lavoro si costruisce se c'è la pace e soprattutto tutti quanti siamo chiamati a costruire la pace. Torniamo alla cronaca. Ad un anno esatto dalla tragedia, i genitori di Mattia Battistetti, il giovane morto in un incidente sul lavoro a Montebelluna, in provincia di Treviso, chiedono giustizia. Non sono morti bianche, dicono, ma tragedie evitabili. Tutti dicono sono morti bianche. Vi assicuro di bianco non c'è niente, assolutamente niente. C'è il dramma, c'è il dover andare avanti giorno dopo giorno e basta. Da noi da quel 29 aprile, un anno ormai che non abbiamo più voglia di niente, ecco, solo di chiedere giustizia e che sia rispettato nostro figlio e come nostro figlio tutte quelle persone che sono andate al lavoro e non sono più tornate a casa. Un anno senza Mattia, eppure in questo condominio di via Magellano Montebelluna, Nuovo di Zecca, sembra non essere successo nulla se non fosse per questi fiori e le lacrime di una madre, un padre e una sorella. È la mattina del 29 aprile 2021 quando Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, viene travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali. Per quei fatti è stata aperta un'inchiesta, 8 gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e si attendono decisioni da parte del Tribunale di Treviso, anche se mamma Monica non ha dubbi. Mattia è stato ucciso dal carico che si è sganciato dalla gru perché mancavano dei pezzi. Quindi questo è una cosa imperdonabile. Si poteva benissimo evitare. Ma purtroppo il dio denaro, il far presto, è quello che importa. In memoria di quel figlio, i genitori speravano in un piccolo gesto. Avevamo chiesto che venisse mantenuto il ricordo di Mattia con un pezzettino d'erba e qui dietro ci siamo trovati un tombino. Questa è la sensibilità, ma non importa.
Oggi i miei genitori hanno portato una piantina, i miei genitori di 80 anni hanno portato una piantina per ricordo di Mattia. Purtroppo dopo un anno è cambiato che nulla, perché il dolore è sempre lo stesso di quella mattina che ero qui. È cambiato che hanno finito il fabbricato che stava costruendo Mattia, però nella nostra vita purtroppo è tutto come quel giorno lì, tutto il buio, tutta la tristezza, la malinconia, la mancanza che si sente dal mattino alla sera, quindi purtroppo è sempre uguale. Un dolore che ancora ammutolisce. Papà Giuseppe non riesce a parlare, la mente e il cuore sembrano fermi a quella mattina di un anno fa. L'unica carezza al cuore arriva da chi a Mattia ha voluto bene, come Eleonora e Sebastiano. Che ieri sono diventati nuovamente genitori di 2 gemelli, Mattia e Vittoria. Grazie per averci onorato con il nome di Mattia. Grazie. C'è difficoltà nell'arruolare nuovi medici in Veneto, i bandi vanno deserti, ma sottolinea il direttore generale della sanità, Luciano Flor, oggi ne abbiamo di più rispetto al 2019. Non neghiamo la difficoltà di trovare personale medico, ma diciamo con forza che alcune caratteristiche del rapporto di lavoro della dirigenza medica in Veneto non merita di essere rappresentata con dati vecchi, con dati distorti rispetto alla realtà e che non dà ragione dello sforzo che il Servizio Sanitario Regionale e le aziende sanitarie del Veneto stanno facendo per garantire le prestazioni. Il direttore generale della Sanità Veneta ha voluto mettere i puntini sulle i dopo i dati pubblicati in questi giorni da alcuni quotidiani che lui definisce distorti sulla carenza del personale medico e sui medici in fuga. Noi oggi abbiamo più di 100 medici di quanti ne avevamo al 31 dicembre 2019 in dotazione organica, stabili e a tempo indeterminato. Nel corso del 2020 e il 2021, per fronteggiare l'emergenza Covid, con vari tipi di rapporto di lavoro, dagli specializzandi ai rapporti libero professionali all'arruolamento di medici pensionati, noi abbiamo arruolato 2.200 medici per far fronte all'emergenza Covid. A mancare sono soprattutto medici del pronto soccorso, anestesisti, radiologi, pediatri, psicologi. Ma la Regione, evidenzia Flor, sta continuando a fare concorsi per arruolare ulteriore personale, lavorando anche a un disegno di legge per fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda invece gli stipendi, i medici in Veneto hanno uno stipendio che è superiore a 13 regioni italiane ed è inferiore a 5 regioni italiane, dove si consideri che le regioni a statuto speciale, in particolare Trento e Bolzano, hanno una contrattualistica locale con indennità che non sono previste sul territorio italiano. C'è poi il fenomeno dei medici in fuga per i turni massacranti, ad esempio, come nel caso delle dimissioni del primario del pronto soccorso di Vicenza. È un caso singolo molto particolare di un dirigente che è direttore di struttura complessa, è capo dipartimento ed è in posizione lavorativa di extramoenia. Credo che questo debba far riflettere, perché la serietà non va mai messa da parte, la serietà va mantenuta in tutte le sedi, a tutti i livelli. La tragedia di Ahmed, il 15enne trovato senza vita nelle acque del fiume Brenta a Padova, l'autopsia conferma che è morto annegato, ma restano molti dubbi sui messaggi e la famiglia è convinta che il 15enne non fosse da solo quando ha inviato quei messaggi. Ahmed è morto per annegamento. L'autopsia eseguita dal medico legale Andrea Porzionato dell'Università di Padova conferma le prime ipotesi degli investigatori. Il 15enne ritrovato senza vita nelle acque del Brenta tra Torre e Cadoneghe è annegato. Sul suo corpo non è stato rilevato alcun segno di violenza. Ora si attende solo l'esito degli esami tossicologici per capire se abbia assunto alcol o droghe. La procura continua comunque ad indagare anche per istigazione al suicidio. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno sequestrato
sequestrato la PlayStation insieme al cellulare del ragazzo. Alcuni dettagli delle ultime ore di vita di Ahmed, infatti, potrebbero essere nascosti proprio nella memoria della PlayStation con cui il quindicenne ha giocato prima di sparire nel nulla la sera di giovedì 21 aprile. La procura di Padova, che coordina le indagini, non vuole escludere nessuna pista, nemmeno quella del cyberbullismo oppure quella di qualche debito di gioco online che abbia preoccupato e messo in ansia il quindicenne al punto tale di pianificare di togliersi la vita. La polizia sta indagando sugli ultimi messaggi inviati dal minorenne, in particolare quello audio mandato all'ex fidanzatina. Nel finale lui le ripete più volte "ti amo". Forse Ahmed nelle ultime settimane stava soffrendo molto per questa storia d'amore finita. La famiglia è convinta che il ragazzo fosse in compagnia di qualcuno quando ha mandato gli ultimi messaggi. L'unica cosa che non ci convince è Ahmed uscito da casa senza internet sul telefonino. Comunque è per quello che chiediamo come mai ha mandato messaggi tramite il suo telefono mentre il telefono non ha internet. Quindi secondo voi potrebbe essere stato aiutato da qualcuno? Sì, di sicuro sì. Qualcuno ha condiviso con lui internet. Comunque non era da solo. Sicuramente non era da solo. La famiglia di Ahmed, che vive nel quartiere di Torre a Padova, sta organizzando con gli amici una fiaccolata per ricordare il ragazzo e per chiedere che sia fatta chiarezza sulla sua morte. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, amici e compagni di Ahmed. Per favore, raccontate tutto quello che sapete sul vostro compagno. Per favore, abbiate pietà verso una madre che è dolorosa e dal dolore distrutta. Per favore, quello che è successo a Ahmed potrebbe essere successo alle altre. È necessario sapere cosa è successo perché queste cose non abbiano più da ripetersi. Furgone travolge un'auto durante un sorpasso ad un incrocio a Borso del Grappa. Il sindaco posta il video dello schianto come monito agli automobilisti. La Punto comincia a svoltare, ma in un attimo un furgone piomba addosso alla vettura, trascinandola per metri, rivoltandola mentre invade il parcheggio vicino alla pensilina del bus e danneggiando un'altra auto in sosta. Le istantanee shock di un incidente avvenuto il 23 marzo scorso in pieno giorno a Borso del Grappa. Ore 14.36, via Molinetto, incrocio con Piazza Canal, come ha scritto lo stesso sindaco Flavio Dall'Agnol, postando sulla sua pagina Facebook il video della telecamera di sicurezza. Un vero e proprio monito a tutti i cittadini. Quell'incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche. Il passeggero della Punto se l'è cavata con ferite non gravi, l'autista del furgone illeso, ma è stato soltanto un caso. E vengono i brividi solo a pensare a cosa sarebbe accaduto se un pedone e un ciclista si fossero trovati a camminare in quel tratto tra parcheggio e aiuola. Il guidatore del furgone ha infranto simultaneamente una raffica di norme del codice della strada, non ultimo la velocità, prossima ai 100 km all'ora in un centro abitato. E per questo è stato adeguatamente sanzionato. Ma è già il terzo incidente con feriti in 6 mesi lungo la strada provinciale 26 in un tratto di appena 150 metri. Troppi per aspettare che si debbano contare anche vittime. Così, dal sabato santo è stato installato un nuovo autovelox attivo in entrambi i sensi di marcia. Obiettivo la deterrenza lungo una strada dove sono stati registrati più volte veicoli capaci di arrivare a 130 km all'ora in centro abitato. Proiettili potenzialmente mortali, perché non ci si può affidare, come è avvenuto il 23 marzo scorso, alla sola fortuna. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, l'ufficialità è arrivata questa mattina, il 7 maggio a Venezia arriverà il capo dello Stato Sergio Mattarella, ospite d'onore del giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare di Sant'Elena. La cerimonia sarà dalle 9 alle 13 e la macchina organizzativa si è già messa in moto. È annunciata, salvo contrattempi dell'ultimo minuto, anche la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella sabato 7 maggio, tra poco più di una settimana a Venezia, quale ospite d'onore al giuramento in piazza San Marco dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena. Un appuntamento che si ripete in modo così solenne una volta ogni 10 anni. Ogni anno gli allievi della scuola giurano, ma una volta ogni 10 la cerimonia si svolge in modo più sfavillante e formale a San Marco, con lo sfilamento degli allievi e la presenza della banda della Marina Militare. Infatti il precedente avvenne proprio nel 2012, davanti al predecessore di Mattarella, Giorgio Napolitano.
Venezia si prepara così a un altro grande appuntamento e la macchina organizzativa oggi ha tenuto alcune importanti riunioni per mettere a punto il sistema di sicurezza che dovrà accogliere anche il Capo dello Stato. La cerimonia si terrà dalle ore 9 fino alle 13. Con Mattarella è prevista la presenza anche del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino. A coordinare i soccorsi in piazza San Marco sarà il personale della Croce Rossa Italiana e dell'Ordine di Malta. Secondo le prime indiscrezioni, quella di Mattarella sarà una visita rampa in laguna che, terminato il giuramento, ripartirà subito per Roma. Per tutti sarà comunque una grande emozione. C'è attesa per il discorso di Mattarella dal palco, per una giornata che certificherà la ripartenza di Venezia nel mondo. Ha destato preoccupazione questa mattina a Belluno l'uscita di 4 VPM Puma dal quartier generale del 7° Reggimento Alpini. Caricati a bordo di 2 tir, i mezzi sono partiti alla volta della sede del Comando Militare e Logistico di Roma. La precisazione arriva direttamente dall'ufficiale delegato alle comunicazioni, che ha specificato che i mezzi utilizzati nelle missioni del 7° in Kosovo sono considerati a fine vita poiché hanno superato l'età programmata. Nessun collegamento dunque a operazioni di guerra attuali, come più di qualche bellunese oggi aveva ipotizzato. Cambiamo completamente argomento. Il primo evento del Maggio Trevigiano sarà domenica con il ritorno della corsa dei camerieri e nella notizia tra i partecipanti un volto storico della ristorazione trevigiana. Giacomino, ma chi glielo fa fare di correre il 1° maggio con il vassoio a 80 anni? Sono veramente orgoglioso di fare questo per dimostrare a tantissimi giovani che non vogliono fare questo lavoro che questa è una missione. Una missione che Giacomo Benvenu, per tutti i Giacomino dell'incontro, sta svolgendo da sempre, alla quale si aggiunge, ma solo per domenica 1° maggio, quella di portare al termine la corsa dei camerieri. A stimolarlo, se così si può dire, è un suo grande amico e cliente, Giorgio Fantin, che in ogni modo sta portando invece avanti le tradizioni trevigiane. E finalmente ho anche delle belle adesioni. Sono più donne fino ad oggi. Una mi ha detto una volta lavorava: quante donne ci sono? Perché mi bisogna che vince che c'ha Paschei. Perché oltre alla gloria comunque ci sono diversi premi in denaro per chi partecipa. Non è il caso di Giacomino, che invece punta tutto sull'esempio ai giovani. Siamo i più belli, dobbiamo dare un servizio alla città, ai nostri ospiti che arrivano da tutti i continenti, dobbiamo essere presenti. È un orgoglio per la città, io vado per la mia città. Ma anche faticosamente, almeno stando al tracciato, è quello che si deve portare al traguardo. Si parte dal battistero del Duomo e si arriva in Corte San Parigi, un vassoio che è con il bordo rialzato, ha una tazza di caffè, chicchera caffè e piattino, una birra chiusa, non aperta, 2 bicchieri di vino rosso, così si vede che spande. Ma Giacomino, dall'alto dei suoi 80 anni, non cede 1 millimetro del suo entusiasmo, al punto da rispolverare orgogliosamente la sua bandiera, divisa da cameriere. Domenica 1° maggio sarò in città alle ore 11 in passeggiata su tutti i viotti della città con questo fifì nero e con la giacca bianca come i tempi che fu. Io ho 65 anni in questo lavoro, questa l'ho portata tantissime volte nel mondo intero e sono veramente felice di dimostrarla. Un bel messaggio per i più giovani, dunque in bocca al lupo. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile, soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Aria più fresca dal nord Europa pilota una perturbazione che colpirà solo marginalmente il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 30 aprile. Sul Veneto al mattino cielo in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con possibilità di qualche debole precipitazione sui settori montani alla sera e non si esclude anche qualche locale debole pioggia anche sulle zone interne pianeggianti. Temperature stazionarie molto gradevoli, minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il tempo si manterrà asciutto e soleggiato, cielo generalmente sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, prevalenza di sole nelle ore pomeridiane, più nubi con temporali che saranno via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.